Cartina alla mano, penna, ma non solo. Per godersi il gioco è utile un dispositivo con GPS e un po' di confidenza con i social network. Facebook ovviamente su tutti. L'obiettivo di questa caccia al tesoro è trovare dei contenitori chiamati cache, ovviamente ben nascosti. Così grazie alla tecnologia si veicolano informazioni culturali e turistiche ad hoc. Sono ad esempio le testimonianze lasciate da personaggi illustri sul territorio, la storia di edifici religiosi, le sedi di antichi mestieri. Il nostro obiettivo ha seguito questa cerca nella tappa di Monselice, un evento promosso dalla provincia di Padova e dal GAL Patavino e quello della Bassa Padovana, in collaborazione con il Dipartimento di Geografia dell'Università di Padova. Un progetto che è europeo, si chiama REM e punta ad aumentare il turismo nei centri minori. È una cosa permanente che rimarrà sul territorio, ci sono ben 28 cache che sono state disseminate sul nostro territorio vicini ai luoghi più belli, più interessanti e che poi un visitatore o un appassionato può ritrovarli in questo sito mondiale dove scopriamo che ci sono ben 6 milioni di cache nascoste nel mondo e 3 milioni e mezzo di appassionati. Una caccia al tesoro permanente, insomma un nuovo modo di interpretare il turismo. Il visitatore ha questi appigli, certo, ma non è obbligato a intraprendere alcun percorso prestabilito, anzi, sfruttando le coordinate e l'aiuto della tecnologia, ogni itinerario può essere differente. Non è rivolto solo ai turisti stranieri, ma anche ai turisti di casa nostra, perché noi pensiamo sempre che le bellezze artistiche siano lontani da noi, in terreni molto lontani, e poi ci accorgiamo, se ci volgiamo indietro, che il nostro territorio, il territorio della Bassa Padovana, è ricco di valori artistici e architettonici. Un dato su tutti è quello delle ville venete. Nei 53 comuni che sono interessati dai due GAL Patavini abbiamo la presenza di ben 283 ville di un certo valore. Ecco quindi che attraverso il gioco, attraverso nuovi strumenti, l'obiettivo è quello di valorizzare il territorio per dare la possibilità alle imprese che ci sono nel territorio, agricole, commerciali e artigianali, di svolgere la loro attività. Un innovativo esempio di promozione turistica con la connessione tra le più disparate attività che vogliono essere protagoniste in questa iniziativa, ma non solo, si parla anche di sinergia tra pubblico e privato, il geocaching come sinonimo di condivisione di esperienze, di cartoline virtuali, di un Veneto rurale che vuole farsi scoprire.